a te Babbo Nanni, che con la tua presenza, con il tuo canto, con il tuo sorriso sapevi illuminare anche i giorni più difficili. Oggi questo teatro risuona il tuo bel ricordo, la tua bella voce e la tua forza gentile. Non sei qui fisicamente, ma sei in ogni gesto, in ogni nota, in ogni cuore che oggi si raccoglie per onorarti. Questo memorial è per te, che hai lasciato un segno profondo e indelebile nelle nostre vite. Con amore infinito, tua figlia Franca. Grazie. Grazie. Beh, questo è un bel documento, un bel ricordo, insomma, che segna una tappa importante perché erano i 100 anni di Nanni Pinna, festeggiato, insomma, da tutta la famiglia e da tutta la comunità. E oggi siamo qui nel Teatro Comunale di Oschiri, questo bel luogo adatto, insomma, a raccontare l'aspetto artistico, il canto, quel mondo che ha attraversato per ben 104 anni, insomma, Nanni Pinna. E questa è la prima occasione che ricorda la figura di Nanni, insomma, un memorial, una opportunità, insomma, per far conoscere meglio anche al pubblico, non solo, insomma, la platea di Oschiri, insomma, che questa famiglia, la famiglia Pinna ha avuto modo, insomma, di stringersi intorno a lui per tanti anni, ma anche ai nostri telespettatori dello speciale di Armonias in Viaggio, che il nostro viaggio, come avete visto, ci porta qui in diretta dal Teatro Comunale per raccontarvi, insomma, attraverso il canto, molte pagine della figura di Nanni Pinna. E Nanni Pinna è stato, come dire, attraverso questo desiderio della famiglia di rendere omaggio a quest'uomo che ha lasciato un segno profondo nella cultura musicale della nostra isola. È proprio questa l'occasione, insomma, per segnare un passaggio, per riflettere anche non soltanto sulla figura di Nanni, ma proprio su tutto il mondo del canto a chitarra, perché Nanni Pinna è stato tra i più autentici e riconosciuti anche cantatori a chitarra, custode appassionato di quest'arte che attraversa il tempo, ma attraversa anche le generazioni. Perché Nanni Pinna non è stato soltanto, devo dire, un interprete del canto sardo, è stato proprio, io lo definirei un portatore di tradizione, quindi colui che si è fatto carico anche, insomma, di portare avanti con molta passione questa sua arte, e lui è stato capace, insomma, con la sua sensibilità di trasformare, ecco, ogni poesia che lui cantava in una, come dire, occasione artistica, in una occasione poetica. E quindi questa era molto bella, la sua bella voce calda, la capacità di dialogare col pubblico, ha calcato palchi molto importanti, ha diviso e condiviso la scena per tanto tempo con cantautores e musicisti di grande rilievo. Quindi oggi, ecco, lo ricordiamo con molta stima, con affetto, ma anche, devo dire, con un po' di gratitudine, ecco, per quello che ci ha lasciato, insomma, per la musica, con la sua chitarra, per l'esempio
e per la dignità con cui ha vissuto e rappresentato la nostra cultura. Quindi insomma tutto quello che succederà stasera è perché lo ha voluto, insomma, non solo la famiglia con Franca Pinna che ci ha come dire, introdotto a questo appuntamento, ma devo dire anche l'associazione culturale Ammentos che ha organizzato tutto questo con la direzione artistica di Mario Zamburru, di Francesca Zamburru, che insomma ha fatto rientrare nel progetto Sardos Sentimentos anche questa occasione. Quindi insomma ci saranno molti ospiti, quindi ecco amici di Tele Sardegna, per gli appassionati di canto a chitarra questa sarà un'occasione molto ghiotta perché sarà praticamente interamente dedicata al canto a chitarra, ma prima insomma vorrei avere con me il sindaco per aprire ufficialmente questo appuntamento, per portare i saluti di tutta la comunità, e quindi chiedo a Roberto Carta di raggiungermi sul palco. Eccoci qua e le porto subito il microfono. Caro sindaco, che piacere. Intanto complimenti per questo luogo, è un bel luogo, insomma da qualche anno avete offerto, venga ci mettiamo da questa parte così loro possono preparare tutto, che avete come dire aperto alla comunità questo spazio molto interessante. Venga qui davanti, eccoci qua. Sì, aperto. È un luogo ormai da 7-8 anni, insomma, che produce attività, è stato oggetto di un recente restyling, una riqualificazione, perché dopo 7-8 anni di uso intenso, perché comunque qua abbiamo sempre delle stagioni teatrali sia autunnali che invernali che primaverili, d'estate ovviamente si preferisce più stare in luoghi all'aperto, è stato oggetto di un piccolo restyling e quindi da quest'anno è nuovamente a disposizione delle associazioni, ovviamente del comune, di chiunque artisticamente o musicalmente o meno lo voglia utilizzare, perché siamo aperti a qualsiasi scambio culturale. E oggi insomma stiamo qui per ricordare la figura di Nanni Pinna, 104 anni, uno dei cantatori più longevi, possiamo dire, insomma, della storia recente del canto sardo, una famiglia molto importante per questa comunità, perché ha dato non soltanto il canto sardo attraverso Nanni, ma anche ha proseguito poi con Franca, quindi insomma Oscri ha goduto di questa bella occasione. Vista la longevità, stiamo parlando in 2 cantadores di 4 generazioni praticamente, perché anche Franca, ricordiamola, ha iniziato giovanissima, poco più che adolescente. Il padre è venuto a mancare a 104 anni, quindi per tanti anni ha potuto calcare quelli che sono i palchi, insomma, del canto sardo logudorese accompagnato con la chitarra, ma soprattutto la cosa importante è ricordare che Oschiri è centrale nella tradizione del canto sardo logudorese, perché ha ospitato e ha avuto come un artista, forse il più importante della prima metà del secolo, che è Luigi Nocussu, che qua a Oschiri poi ha fatto famiglia, nelle frazioni di Oschiri verso il confine con Tempio, in particolare a Balascia. Nanni Pinna, Franco De Muro è stato un altro artista apprezzatissimo di Oschiri, Franca Pinna naturalmente, quindi ecco, credo che questo paese abbia dato tanto al canto sardo tradizionale. E mi permetto di dire che c'è, per gli appassionati propri, un aneddoto veramente significativo di Placido Chierchi, un grande scrittore anche lui oschirese, che ricorda come ad un certo punto nel microcosmo babelico del Coghinas, dove con la centrale idroelettrica si affermò una nuova comunità di fatto, quindi nei pressi del lago Coghinas, si iniziò a cambiare da, direbbero in Barbagia, sa rustica sa civile, cioè ad abbandonare o piano piano a mettere in disparte il canto sardo per altri generi musicali. E lui, il grande antropologo, li ricorda invece come fosse proprio centrale il messaggio di un Luigi Nocussu e naturalmente del canto sardo in tutta la sua grande tradizione, complessità e maestosità. Bene, grazie infinite anche per averci ricordato questo passaggio. Grazie signor Sindaco, grazie infinite. Restituisco il microfono ai nostri tecnici che adesso insomma si prepareranno per ospitare il primo quadro. Saranno più volte di incontri con 4 personaggi, interpreti di questo mondo, e io li vorrei avere subito in scena. Poi ritorneremo con Franca, insomma la coinvolgerò certamente tante volte stasera, però ecco mi piace subito chiamare Marco Manca, quindi uno dei 4 nostri protagonisti, Marco Manca di Usini. Eccoci qua. Allora, Emanuele Piras di Olmedo, Macomer, insomma questi sono i 2 luoghi
Emanuele, tra l'altro figlio d'arte di Giovanni, quindi poi vorremmo avere anche Torangelo Salis a proposito di Macomer, questo è il suo luogo, e poi ancora Tino Bazzoni. Dove sei, Tino? Eccoti qua ad accompagnarvi. Tino Bazzoni, anche lì torniamo a Usini. Per quanto riguarda la musica, questo elemento che regge la chitarra, praticamente chi conosce il mondo del canto sardo sa che lo usa solo Nino Manca, e quindi chiamo Nino Manca alla chitarra, e si è organizzato uno strumento comodo, e invece Tore Podda di Orotelli, insomma, che ci fa compagnia con la fisarmonica, che ti prego subito di prendere, insomma, e di portare qui. Posso dare anche il microfono a Marco, nel frattempo vuoi aiutarlo a sistemare il cavetto, così insomma noi entreremo in qualche modo. Ovviamente non ci sarà la possibilità di fare tutta la gara, però entreremo, anche se come dire un po' in punta di piedi, e ascolteremo alcuni passaggi, alcune voci, ma molti di quei canti che sono compresi nell'architettura sonora della gara li ascolteremo. Tanto è vero che, come vuole insomma il canone della tradizione del canto a chitarra, cominceranno col re dei canti, o con suo canto in re, faranno soltanto ovviamente una voce di saluto, poi un'altra voce tutti quanti, perché così insomma avremo la possibilità di offrirvi tante altre cose. Per cui insomma tanta musica stasera, tanti canti a chitarra, e quindi questa occasione per ricordare Nanni Pinna insomma metterà d'accordo tutti gli appassionati, che cominciano con i personaggi che vi ho detto. E quindi eccoci qua, buona musica tradizionale a tutti voi.
Beh, insomma, questo è l'applauso, come dire, affettuoso del pubblico per ringraziare i nostri cantatori per quanto riguarda, insomma, la loro prima occasione per introdurci nel mondo del canto, con queste belle fioriture, le cesellature. Ognuno, come dire, ha marcato il suo canto con il suo modulo, con la sua espressività, e ci ha portato, insomma, tutte quelle belle emozioni che sono racchiuse nel canto in re, anche se in questa brevissima esposizione. Per cui io ringrazio il Libero, alcuni di loro. Intanto ringrazio Marco Manca, Emanuele Piras, Torangelo Salis e Tino Bazzoni, che torneranno, alcuni di loro, insomma, dopo, perché faremo più, come dire, occasioni. Anche Nino Manca. Per il momento ti saluto e chiedo a Marco, insomma, di cominciare a provvedere per sistemare il tutto, perché ci sarà un cambio di chitarrista e anche di fisarmonica, quindi insomma cercheremo di fare questa alternarsi e alternanza costante e continua. Nel frattempo io vorrei parlarvi anche di cose che ruotano intorno al canto a chitarra, a questo mondo, agli operatori culturali che sono sempre, come dire, molto attivi per stimolare, per coinvolgere il pubblico, per fare una narrazione di questo mondo del canto sardo. E allora ecco che ancora una volta, sia in teatro come è accaduto in altre circostanze, che nel nostro programma Armonias in Viaggio, oggi appunto in diretta qui da Oschiri, ritroviamo un amico appassionato ma anche cultore, come dire, attivista in un'associazione culturale che si chiama Erisoie e Crasa di Ossi, e quindi vorrei avere, se fosse possibile, Vittorio Cao. Vieni Vittorio, buonasera a te. Buonasera a tutti. Grazie intanto di essere venuto anche qui a Oschiri, perché adesso, ecco, la regia sta già mandando delle fotografie che voi vedrete. Una delle cose belle di questo lavoro fotografico è che l'associazione organizza molte attività, non solo del canto, del ballo, di tutte le espressioni popolari, ma anche questa mostra fotografica itinerante, che tu l'altra volta mi hai detto che è molto importante non soltanto per i personaggi che sono ritratti, ma anche per le storie che raccontano queste foto. Certo.
voglio ringraziare prima di tutto l'associazione Ammentoso che mi ha invitato e mi consente oggi brevemente di essere qua ad Uschiri, perché il nostro compito è quello proprio di riscoprire Sommanno del suo passato del canto sardo. Infatti Sommanno del suo passato è anche il titolo della mostra, è il titolo della mostra, così che oggi essere qua a Uschiri, a casa del re del canto corsicano, per me è una gioia, corsicana anzi, chiedo scusa, e per me è una gioia perché poi diventa anche terreno di ricerca per poi arricchire la mostra, arricchire tutto quello che noi stiamo facendo. Perché vogliamo partire dal passato nei ricordi del canto, però anche della strumentistica, come stavi dicendo, perché una di queste foto storiche del 1928 riporta una prima chitarra fatta proprio dal signor Ignazio, cantatore anche, il signor Ignazio Secchi. Così che vogliamo riportare anche in gioco queste memorie anche con questi particolari che sono importanti. Praticamente tutti gli attori e protagonisti del mondo del canto, che non sono Certo. solo i cantatori, ma anche musicisti, liutai strumento. e tutti coloro, insomma. E poi voi che siete gli attivisti, che mantenete il fuoco acceso, questo è importante, perché con le vostre iniziative in giro, insomma, stimolate sempre il rapporto fra questo mondo e un potenziale pubblico di appassionati, ma anche di nuovi appassionati. È il nostro compito anche per poter proseguire a fare qualcosa dopo la pensione, come cosa, così che in modo che, ricordando questo, appassionandoci anche noi su questo, continuiamo a conservare questo. Allora mi sa che fra un po' mi dovrò iscrivere alla vostra associazione. volentieri. Allora, grazie caro Vittorio, grazie infinite. Grazie a tutti, poi ti daremo anche un libro, ti consegneranno un libro di Nanni Pinna, il re della Corsicana, che è la famiglia. Per questo io ringrazio Francesca Zamburro, ma proprio tutta la famiglia che hanno voluto, insomma, anche in tempi brevissimi, insomma, siete riusciti a metter su almeno una prima pubblicazione, e poi ce ne sarà una seconda che andrà naturalmente distribuita, e quindi ci sarà la possibilità di acquisirla, insomma, da parte di tutti. Stasera invece la daremo soltanto ai nostri ospiti cantatori. A proposito dei nostri ospiti, io vorrei in scena, se fosse possibile, intanto Adriano Piredda, quindi siamo a Multa Maria, siamo nella Gallura, Gianni De Nanni a Zaramonte, quindi poi ancora Gian Daniele Calbini di Perfugas, Tonio De Riu di Olmedo, insomma un altro quartetto, quattro magnifici del canto sardo. Stavolta ci sarà alla chitarra un altro caro amico e artista, musicista, che accompagna sempre molto sensibilmente il canto, Tore Mazzau. Dove sei, Tore? Vieni. Ma dov'è la tua chitarra? Arriva, eccola qua. Perché l'ha nascosta dietro le quinte. E poi insieme a Tore Mazzau, Antonello Salis, Antonello di Pate, eccolo qua. Tore di Sennori. Va bene, lo diciamo sempre, per carità, non si sa mai che dimentichiamo questa cosa. Allora, dunque, avete visto, abbiamo aperto, insomma, col canto in re, anche qui solo due voci, naturalmente, di Nuoresa, perché i tempi, insomma, sono molto asciutti rispetto al piacere dilagante della gara, che dura naturalmente tante ore, ma noi in queste 2 ore nette vorremmo farvi ascoltare tante cose, ma anche tanti racconti, perché il senso di questo appuntamento a Mentande Nanni Pinna è anche quello di raccontarlo, non solo di sentire i canti. Per cui ecco il secondo passaggio, il secondo step naturale dal canto in re alla nuoresa. Le voci ve le ho giusto anticipate, così come per quanto riguarda la parte strumentale, fisarmonica e chitarra, per cui non ci rimane che salutarli ancora con un bel applauso e ascoltarli con attenzione.
Caro Tore Mazzau, grazie a te, grazie Antonello e grazie naturalmente Adriano Piredda, ancora Gianni De Nanni, Gian Daniele Calvini e Tonio De Riu. Allora, grazie perché insomma ci hanno portato quest'altra pagina, sempre molto interessante del mondo del canto. Quindi qui abbiamo fatto più attenzione nel capire quali testi ciascuno dei poeti ha scelto, ha estrapolato quei passaggi, le modulazioni, quindi la relazione fra la propria voce e i compagni strumentisti e poi naturalmente l'attenzione per le chiusure, insomma tutte cose che ci portano insomma nella preziosità del canto. E poi un'altra cosa bella è che ci sono anche giovanissimi, possiamo dire, insieme a noi anziani, perché ormai, caro, lo dico solo per Gianni, perché siamo della stessa classe praticamente, gli altri, anche perfino Tore Mazzau è giovane, quindi figuriamoci. Allora, tu sei il più vecchio, no, non è vero, comunque insomma è bello perché insomma devo dire Adriano è un po' lì a metà, no? Allora grazie, non so se tu forse devi rimanere, mi pare, Gianni, sì, tu devi rimanere, così come basta, Antonello Salis, vediamo chi suonerà, sì, forse tu, ecco, però prima di passare insomma a questa, tu vabbè, ti facciamo rientrare dopo. Mi fai compagnia, siediti però, seduto, eccoci qua. Oh, fatemi un bel applauso per Gianni De Nanni, perché no, ma sono davvero contento che sia rimasto qua, perché Gianni De Nanni è una persona non solo che io ammiro come cantatore, ma stimo proprio molto come persona e mi piace molto il suo impegno culturale nel canto a chitarra, nel componimento dei testi, insomma nel motivare i giovani per avvicinarsi a questo mondo. Quindi insomma è molto bello avere a che fare con persone così care come Gianni De Nanni. Però volevo anche, ringraziare coloro che, insomma, guardano con molta attenzione il mondo del canto sardo, anche dal mondo accademico, quindi dal Conservatorio di Musica. E quindi mi fa piacere avere il presidente del Conservatorio di Musica di Sassari, Ivano Iai, avvocato. Venga e mi raggiunga qui sul palco, così ho piacere di sentire la sua opinione, anche perché ci siamo incontrati anche in un'altra occasione proprio di canti sardi. Vediamo se i tecnici, Marco mi dà il microfono, grazie per il nostro ospite. Dicevo, avvocato, ci siamo già incontrati in un altro palco simile a questo, proprio con questo mondo del canto, ed era interessante il discorso, l'attenzione che anche il mondo accademico ha verso, oltre che verso evidentemente la musica colta che insegnate all'interno dei conservatori, ma anche questo mondo popolare che poi insomma tutto sommato è anche molto vicino alle vostre mura, insomma. Tanto dottor Nieddu mi consente di rappresentare a tutti che non è solo la nostra la musica colta, è musica colta anche questa. Cultura viene dalla terra, tutti veniamo dalla terra e quindi nessuno si può ergere a soggetto che sta sopra gli altri, soprattutto in un terreno come quello della musica, che è una espressione di cultura che ci deve unire e mai dividere, per cui tutta la musica, tutti i generi musicali sono degni di stima, degni di essere ascoltati, degni di essere praticati. Noi, avvocato, usiamo il termine colto per individuare la musica scritta, quella che sta dentro il pentagramma. Invece noi veniamo da un mondo di tradizione orale e quindi insomma la chiamiamo più popolare. Ma in effetti ha ragione lei, chi fa musica ha una cultura importante, quindi porta con sé una grande cultura anche popolare. Assolutamente sì, e penso che questa serata sia un'occasione unica, straordinaria per l'unione della musica, che significa poi anche unione di tutti noi. In realtà la musica spesso ha costituito anche un terreno di divisione. Anche le polemiche di questi giorni su chi debba dirigere un teatro lirico oppure una compagine accademica. Ecco, noi dobbiamo pensare invece che la musica, come peraltro è l'insegnamento di Nanni Pinna, io sono molto grato a Franca Pinna, mia amica, per avermi invitato qui, non tanto a rappresentare i conservatori e il Conservatorio di Sassari, quanto piuttosto a far parte di una famiglia che è quella che tende la mano, è la famiglia della cultura. Le persone colte sono
in tutti i settori della società. Non c'è nessuno più degli altri che possa dirsi colto, e lo dico perché, ricordando la figura del padre, il padre ci ha lasciato un insegnamento importante. Se io dovessi oggi pensare a cosa una persona straordinaria come Nanni Pinna possa dire ai giovani, ancora oggi, nell'attualità, nel futuro, è il suo insegnamento, l'insegnamento che lui praticava ascoltando nella prima fase della sua vita, quella di quando era giovane, ascoltando senza porre domande. C'è stato un piccolo esilio, piuttosto lungo, piccolo nel senso per la sua lontananza dalla cultura musicale in Germania, che però anziché allontanarlo dalla musica ha rafforzato l'identità culturale, declinata in questa forma altissima che è il canto a chitarra. Pensi, dottor Nieddu, che il maestro Muti, quando invita gli operisti, in particolare i cantanti, a tenere l'acuto, gli raccomanda: ascoltate i cantatori a chitarra sardi, e noi oggi l'abbiamo potuto veramente ascoltare e testimoniare. Per cui l'insegnamento più importante di quest'uomo è come ascoltare, come insegnare, come imparare. E ricordiamo che nell'insegnamento c'è una piccola parola che spesso viene messa in disparte e si dice di una persona: ma com'è quella persona? E si dice è decorosa, pensando forse che sia un termine, un attributo deteriore. Invece il decoro è una delle cose più belle di cui la persona possa fregiarsi. Nanni Pinna aveva il decoro, era l'equilibrio tra tecnica e sentimento. Il decoro nel De Officiis di Cicerone viene chiamato equitabilitas, equità e abilità. Pensate chi possa mantenere tutta la vita la coerenza di equità e abilità, pochissimi. E quindi il decoro è qualcosa che ci viene lasciato da questa persona straordinaria nel mondo della musica, e non solo. Tutta la Sardegna, nel suo paese in particolare, al quale teneva tantissimo, e penso che questo sia il più grande regalo che ci consegna giorno per giorno. Se poi potessi augurare qualcos'altro ai giovani, è di raggiungere quell'età. Certo, e in quel modo anche. Però insomma lui, come ha detto lei, avvocato, si è speso molto per quando ha avuto l'opportunità di riappropriarsi del suo mondo al suo rientro dalla Germania. Si è speso molto nel coinvolgere i giovani, nell'alimentare questo interesse, questa passione verso questo grande patrimonio che la Sardegna custodisce, insomma, e quindi ha avuto un ruolo davvero molto molto importante, non soltanto sul palco ma anche fuori il palcoscenico, perché è stato capace, insomma, di coinvolgere, di stimolare, di avvicinare, di aprire, insomma, questo mondo del canto anche a tante altre persone che poi si sono appassionate o avvicinate e poi sono diventati magari chitarristi o cantatori. E certo, la vera finalità nobile di questi grandi maestri è quella di consegnare agli altri il dono generoso di ciò che sanno, il patrimonio di conoscenza che non sempre diventa cultura. La conoscenza diventa cultura quando è consegnata generosamente agli altri. Ecco perché noi tutti, ma in particolare i giovani, e non soltanto i cantanti, i musicisti, gli artisti, che hanno tutti la piena dignità per essere considerati tali, ma chiunque di noi deve prendere questi esempi come esempi anche per la propria vita personale, nella propria professione, nella propria vita in famiglia e nella società. Bene, grazie infinito per questa sua bella testimonianza, per queste sue belle parole. Grazie avvocato, grazie davvero. E adesso la liberiamo pure, così io posso consegnare al nostro tecnico, per cui approfitto anche per ringraziare tutta la squadra tecnica, insomma, sia la parte audio che è guidata, insomma, da Massimiliano, e grazie infinita a tutta la sua squadra di palco, di sala, di luci, in regia video, insomma, che abbiamo anche lì guidati tutti gli operatori tecnici di riprese che insomma con molta attenzione seguono le indicazioni di Nicola, insomma, quindi grazie a tutti
tutta la squadra tecnica, grazie a Roberto per il LED wall, insomma tutti coloro che si stanno adoperando per portare in diretta nelle vostre case, nel canale 13 di Tele Sardegna e qui nel bel teatro comunale oschirese. Adesso ancora una pagina del canto, ritorniamo insomma a queste dinamiche, vedete, un po' chiacchieriamo, cerchiamo di approfondire, cerchiamo di, come dire, di conoscere meglio questa figura così importante di Nanni Pinna, ma poi torniamo sempre insomma alle nostre passioni del canto con i nostri protagonisti che insomma in qualche modo si mescolano, ma sono in 8 una squadra potentissima, quella di stasera, e nell'ordine insomma entriamo nell'ambito dei Muttos, e anche qui bello perché testi che sembrano apparentemente slegati anche dal punto di vista dei contenuti poetici, delle tematiche, però poi si intrecciano perfettamente e ritornano nel Mutto di saluto, d'amore, insomma questo è un po' il concetto che sarà espresso. E sono ancora una volta Gianni De Nanni, che è rimasto con me per tutto il tempo con tanta pazienza, Marco Manca, dov'è Marco? Accomodiamo, facciamo accomodare Marco Manca, Emanuele Piras, Torangelo Salis, insomma la bella squadra che abbiamo già avuto occasione di salutare. Per la prima volta invece Tony Masia, che ho tanto piacere di ritrovare qui, caro Tony, da Porto Torres e dal mondo, possiamo dire, accomodati pure, che ritrovo con piacere perché insomma ci siamo incontrati con lui e con tutti gli altri protagonisti anche in altre circostanze televisive, sempre a parlare di cose belle che insomma ci coinvolgono, quelle del canto a chitarra. E poi insomma abbiamo detto Antonello Salis per quanto riguarda la fisarmonica. Abbiamo insomma anticipato le cose, per cui non ci rimane che andare subito ad ascoltare chitarra fisarmonica e poi dentro questi due strumenti le voci per raccontarci che cosa ciascuno di loro e come è ispirato e come racconterà il proprio Mutto. da voltare con tanta cosa bella, saluto da
Maria, sto fattendo questo primo segnale con la rosa amata. Nai con la rosa amata. Ite bella sirena che cantata sul manzano e sul lago de Cochina. Ite bella sirena su che vive lontano dai de Colombina. Meste una grande pena chi canta sul manzano. Meste una grande pena dai de Colombina che vive lontano. E in su che Cochina su che lontano è una grande pena dai de Colombina. Ai de essa era profumata, che non fa che nessa festa in questa cittadella. Essa era profumata, vediamo casa è bella, graziosa e onesta, gentile e delicata, che non fa che nessa festa, gentile e delicata, vediamo casa è bella, graziosa e onesta, e in questa cittadella graziosa e onesta, gentile e delicata, diamo casa è bella. Casa è bella. Maria giardinera chi bibi antallizza te a me la mia onora. Maria giardinera prosciutto al deciso ti do su me un coro c'ha bisogno e partera chi bibi antallizzo c'ha bisogno e partera e ti do su me un coro prosciutto al deciso. Maria giardinera chi bi fiori da rio ti do su coro mio si amore mi entrega. Insomma, grazie, me lo fate ancora più lungo l'applauso perché devo dire grazie in particolare a tutti, ma avete sia Gianni che Torangelo hanno scelto dei mutos proprio di Nanni Pinna, insomma, che cantava Nanni Pinna sul palco, quindi questo ci ha fatto davvero doppiamente piacere, quindi grazie ancora, grazie Toni, ci vediamo dopo anche con te, grazie naturalmente Marco Manca, Emanuele Piras, Torangelo Saris, va bene, e Antonello. Oh, allora
Adesso io vorrei, così nel frattempo che si prepara il palco per le varie cose, visto che abbiamo avuto occasione, insomma, con l'avvocato Iai di parlare, insomma, del mondo della musica lirica, classica, il conservatorio, insomma, tutto quello che succede nell'Accademia, noi abbiamo proprio l'elemento che crea proprio questo equilibrio e legame fra il mondo del canto sardo in questo momento è proprio Francesco De Muro, che è diventato, insomma, una carriera straordinaria, uno dei più grandi tenori al mondo, quindi proprio anche stasera impegnato, però insomma, siccome lui ha un legame a doppio, quadruplo filo con questo mondo, insomma, nonostante la sua brillantissima carriera in giro per il mondo, allora ci ha mandato un piccolissimo saluto, e allora chiedo alla regia se mi possono mandare cortesemente in onda l'RVM 4, così lo ascoltiamo insieme. Ecco. Ciao Franca, come promesso ti mando questo messaggio per salutare te e tutti i presenti alla serata dedicata al tuo carissimo papà. Io sono a Napoli, questa sera ho la prima al San Carlo, è una cosa importantissima, una serata di gala importantissima perché si apre la stagione di questo teatro così grande nel mondo. Però immagino che anche la serata dedicata a tuo papà questa sera sarà bellissima con tutti gli appassionati del nostro amato canto a chitarra. Quindi saluto tutti voi, un abbraccio, ciao. Bene, allora Franca, vieni che... adesso un applauso per Franca Pinna, me lo dovete fare. Grazie. Perché abbiamo fatto aspettare, insomma, lei ha aperto questo appuntamento con molta emozione, ma anche con grande gioia, perché insomma questa è la prima volta che si riesce a mettere su un appuntamento così importante, con tanta amicizia, perché tutti i cantatori, i musicisti hanno voluto essere presenti, hanno risposto subito al tuo invito, a quello di Mario, a quello di Francesca, insomma, e quindi hanno come dire, dato subito una grande disponibilità. Per cui ecco, questo è il primo degli appuntamenti che tanto faremo, insomma, nel corso dei nostri impegni, ma insomma stasera mi piace sentire anche un po' la tua relazione personale con questo grande personaggio che poi ti ha automaticamente introdotto in questo mondo, poi il canto nelle gare di canto, la partecipazione, la condivisione, poi tutta la tua attività e la carriera da solista, insomma, però tutto quanto è riconducibile a Nanni, a lui. Certo, perché io a casa mangiavo pane e canto sardo. E lui sinceramente mi ha insegnato il rispetto per la voce, per la tradizione. E tutte le volte... Sì, si emoziona Fidi molto, una briga! Beh, Fidi una briga, no? Diciamo così, perché io ragazzina piccolissima, perché ho esordito che avevo 14 anni per la festa di Santa Lucia. Prepotente, Franca, perché No. ha detto no, non sei ancora pronta, no, vai che sono pronta, Deo, è salita lo stesso sul palco. È vero, mi prese per mano a sua insaputa un carissimo suo amico e mi portò sul palco, era la festa di Santa Lucia appunto, e quando sono salita tremavo tutta quanta, quando invece mi trovavo di fronte al microfono con Sazza a Soschiresa mi sono imposta a cantare il bellissimo canto lugudorese. Lui è rimasto un po' a te che ti ha fatto piegare? Non amico tu, non ti preoccupi, mi raccomando, canta Enica, se no non sa bidere, non bisogna sapere più in palco, Invece, grazie a Dio, da quel giorno in poi è andata avanti la mia carriera artistica. Lui mi accompagna, piccolo aneddoto, mi accompagnava perché faceva il casellante in ferrovia e mi accompagnava in motocarro con la sua motoretta perché non aveva la patente. Perciò andavamo alla stazione più vicina quando era Ploaghe e tante anche
Andavamo su alla stazione di Oscheri, andavamo a Sassari perché i colleghi che ci tengo tanto a nominare, Nicolino Cabizza, Chelo, Canu, Meloni, i vecchi, Solmano del Subassado, ci incontravamo tutti lì. Giovanino Casu con la sua bianchina ci faceva sedere appunto e andavamo in giro per le piazze e babbo mi ha fatto sempre compagnia, senza mai trascurare anche mia mamma che ha fatto i suoi grandi sacrifici insieme a lui, perché con le bambine piccoline anche lei si è presa la patente all'età di 42 anni, si era comprata una 126 e niente, non ha fatto in tempo per accompagnarmi perché avevo conosciuto Mario e mi seguiva lui nelle serate. Allora ti fermo perché vorrei Mario Zamburro e Francesca Zamburro, venite qui sul palco, venite qua, sì, venite qua. Intanto così io approfitto per prendere uno di questi libri, scusami, te lo frego un attimo, così Francesca che ha curato questo lavoro, giuro non ti intervisto tanto. Allora, Francesca, vieni qua. Che Francesca è talmente timida che ha anche una bellissima voce, una brava cantante. Sì, io so tutto, mi hanno spifferato delle cose, però mi hanno detto che sei molto timida e quindi insomma, però insomma solo una cosa, questo è solo il primo lavoro, di quello che poi uscirà e sarà pubblicato. Diciamo che questa è un'anteprima per gli amici, per i cantadores, è così, però racconta molto della storia insomma di tuo nonno insomma. Racconta tanto, racconta tante cose della sua vita della sua carriera, ma anche della sua vita comunque. Devo rendere grazie anche a babà e mamma per avermi permesso di comunque scrivere di preparare questo di preparare tutto ciò. E niente, io volevo ringraziare, colgo l'occasione per ringraziare tutti qui presenti di cuore per essere venuti qua al memorial di mio nonno e ricordare mio nonno. Grazie a tutti voi. Mario Zamburro, che bello incontrarti sul palco, Mario, perché insomma per me insomma è una sorta di maestro, perché lui ha proprio con Gianni Medda ideato Sardegna Canta, erano la fine degli anni 70, pensate, io sono arrivato molto dopo, sono arrivato nell'86 e lui è stato il primo presentatore di questa manifestazione, anche l'ideatore con Gianni, quindi è colui che ha vissuto sia da, come dire, protagonista, appassionato ma profondo conoscitore di questo mondo ed ha dato un grande contributo perché questo mondo in quegli anni, nel 79, quando la televisione stava nascendo, cioè ha portato proprio il canto sardo in uno spazio tutto suo che insomma ha avuto un grande merito perché poi per tanti anni siamo andati avanti con Giovanni Perria, io, Ambra e tanti, siamo andati avanti per tantissimi anni, per cui insomma è bello anche questo tuo impegno. Però io ti chiedo un aneddoto, visto che tu insomma hai questo rapporto come dire di genero e di suocero con Nanni, una tua visione, un tuo aneddoto, una tua cosa, visto che hai questo rapporto ma sei anche un conoscitore di questo mondo. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti, veramente grazie a questo primo memorial in onore di mio suocero Nanni Pinna, che questo era il minimo che lui meritava. Io, Ottavio, ho ideato quella trasmissione che tu hai anche presentato dopo. Tanti anni. Perché vedevo quando andavamo nelle piazze, per gli spettacoli, assieme a Franca Pinna, anche la sua idea di Sardegna Canta, parliamoci chiaro. Infatti la prima sigla l'ha fatta, tutte le fotografie allora, manco il video c'era ancora. Era un collage di foto in effetti. Andavamo nelle piazze con le gare, come ha citato Franca prima, con i bravi cantadores, però molta gente non veniva in piazza. Parlo delle persone anziane, degli ammalati, delle mamme che non potevano uscire con i bambini piccoli e così via. Allora è venuta questa idea, ma perché non dare la possibilità anche a questa gente che non può venire in piazza, ascoltare, vedere, ammirare, apprezzare questi bellissimi canti sardi, logudoresi, campidanesi, nuoresi e così via.
E allora abbiamo portato avanti questa trasmissione dal titolo Sardegna canta, che sicuramente è indelebile nella mente di tutti quanti. Perciò è stata una cosa, un bel patrimonio. Molto importante per quel periodo, insomma. E quindi adesso raccontami un aneddoto, una chiave di lettura di Nanni. Allora, io, mio suocero, Nanni Pinna, l'ho conosciuto a Cabras, perché cantavano assieme padre e figlia il giorno di Sant'Antonio, a giugno, e mio fratello, che magari adesso è in compagnia di mio suocero, lassù ci stanno guardando, mi fa, bigare bene la Cabra che vado una serata cantadores. Siccome a me sono cantatore mi sono sempre viaggiato, che sono anche di Imbonnannaro, non è neanche di su quanto sallo, e la prima gara l'hanno fatta in Imbonnannaro, però io andiamo, passiamo a Cabras, e poi dopo questa serata hanno cominciato a cantare il re nuoresa, a molto hanno fatto un piccolo intervallo e tanto ne sono parlato dal suo palco come si usava prima. Ecco, è arrivata a poco nota Franca e a poco nota Isse. Dai su die non mi sono separato né da Franca né da Isse. E quindi insomma è stato un uomo molto bravo, una persona educatissima, una persona corretta, umana. Io non ho mai avuto uno screzio con lui, mai, è stato una persona meravigliosa. Io l'ho voluto bene come un secondo padre e lui mi ha voluto bene come un figlio, perciò io da qui le dico ancora grazie per quello che hai fatto per noi, sarai sempre un grande. Caro Mario, grazie Francesca, accomodatevi pure, e grazie Franca. Allora, sistemiamo il microfono, lo diamo ai nostri tecnici. Marco, eccolo qua. Allora, adesso andiamo avanti. Chiedo a Marco di sistemare ancora da questa parte, perché vorrei insomma offrirvi anche un altro spaccato piccolissimo della gara di canto a chitarra, almeno una citazione, un passaggio, un momento. Avremo modo di sentire un giro di voci di Gaduresa e uno di Filognana, quindi insomma e i protagonisti li vorrei avere insomma in scena, partendo da Tino Bazzoni, quindi ritorna Tino Bazzoni, ritorna Gian Daniele Calvini, Adriano Piredda, Torangelo Salis, vieni Torangelo, e naturalmente Tore Podda e Tore Mazzau sono i due protagonisti. No, serve la chitarra per Tore Mazzau che sta prendendo la sua, gli dobbiamo mettere la sedia, tutte quante queste cose, e quindi insomma questo sarà il prossimo passaggio. Insomma, come avete visto stiamo cercando in qualche modo di riproporre quelli che sono cioè le architetture della gara, ma sempre con qualche solo con qualche citazione, perché ovviamente in questo appuntamento speciale, come abbiamo detto, come ha appena detto Mario Zamburro, il primo memorial dedicato a Nanni Pinna, ma anche una puntata speciale di Armonias in viaggio, e quindi questo viaggio che ci ha portato qui insomma in un luogo importante per questo mondo del canto. E adesso lo ascoltiamo, come detto, con un primo passaggio, soltanto una voce in gaduresa e poi un giro di Filugnana, e poi torniamo con altre cose. A voi. Candì
Rossa, grazie infinite. Bello, è molto piacevole, anche se in sintesi devo dire molto piacevole. Vi do giusto il tempo di rilassarvi un attimo dietro le quinte, perché poi vi chiamo all'appello tutti quanti per chiudere insomma questo appuntamento, però qualche minuto potete stare anche dietro le quinte, così vi beccate un altro applauso del pubblico che ama molto insomma, come dire, ringraziarvi in questo modo. Chiedo anche alla regia se mi vuole mandare di nuovo l'RVM2 con un sottofondo musicale, così vediamo anche delle fotografie di nuovo di Nanni Pinna, perché mi piace anche leggere qualche nota di Salvatore Carboni, Tore Carboni, che è non solo un chitarrista ma è uno studioso, appassionato, ricercatore di questo mondo del canto sardo, che stasera doveva essere dei nostri per darci anche la sua testimonianza, ma insomma questi come dire mali stagionali non permettono a tutti di potersi muovere liberamente. Però abbiamo qualche nota di Nanni Pinna, a parte ovviamente quella biografica di Nanni, che era nato a Oschiri il 2 luglio del 1918 ed è quindi dal punto di vista canoro possiamo annoverarlo nella terza generazione di cantadores, dopo gli antichi De Riu, De Gortes, Candida Mara eccetera. Quindi la seconda generazione con De Sole, Cossu, Porcheddu, Cuccuru, Mannoni, Testoni, quindi era praticamente coetaneo di Pugeddu, che è classe 1919, e poco più anziano del gruppo della metà degli anni 20, cioè Cabizia, Cubeddu, Virdis e Pintus. Questo terzo gruppo, diciamo più qualche altro esponente più anziano ma insomma longevo come Mannoni e Mario Scanu, arriva forzatamente alla visibilità pubblica anche dal punto di vista discografico, perché insomma dopo la stasi della seconda guerra mondiale, quindi dopo il 45 a seguire, cominciano anche questo tipo di registrazioni e lo fanno per diversi lustri. Di Nanni Pinna non risultano registrazioni discografiche edite, ci sono molte documentazioni fatte sul campo, però tutti insomma i commenti lo descrivono come un cantatore caratterizzato da una interpretazione sempre brillante, vivace, un repertorio ampio, insomma, e poi c'è questo come dire, rapporto con la corsicana. Lui è considerato cioè, uno dei più importanti esponenti, è noto quindi che è la corsicana. Tra l'altro questo canto nuovo non ebbe subito come dire, una buona accoglienza tra i cantadores, ancora meno dalla platea, devo dire, hanno faticato molto insomma per introdurlo, per farlo come dire, apprezzare, farlo inserire nel canone della gara di canto a chitarra. Insomma lui lo fece con molto merito, perché insomma ebbe questa intuizione che questo poteva essere invece un canto importante che arricchiva insomma il repertorio patrimonio della gara. Insomma poi c'era una cosa molto importante che lo caratterizzava, come dice Salvatore Carboni, l'originalità dell'interpretazione, che tra l'altro consisteva nel fatto di muoversi lungo la scala di re minore armonico su cui è costruita la corsicana, e lui lo faceva in un modo del tutto originale. Quindi questa era una delle sue caratteristiche che mettevano in luce insomma e dimostravano proprio la elasticità vocale insomma della sua voce. Tra l'altro lui insomma aveva tutte queste belle caratteristiche. Abbiamo molte documentazioni come dire amatoriali, anche con la chitarra di Adolfo Berella, una registrazione che risale ai primi anni 60. Insomma ci sono delle belle cose, quindi è una bella occasione questa, come dice anche Tore Carboni, per rendere omaggio non soltanto a Nanni Pinna, che è stato grande protagonista insomma di questo mondo, ma
oggi possiamo rendere grazie e giustizia a tutti i cantadores anche della sua generazione che hanno, come dire, lavorato anche per trasportare, per coinvolgere i giovani, per lasciare una eredità alle generazioni successive che nel tempo sono arrivate fino ai nostri giorni. Per cui insomma era doveroso segnare anche alcuni passaggi di Ettore Carboni per rendere ancora grazie al lavoro, all'importanza di Nanni Pinna, quindi grazie davvero. Adesso io vorrei come penultima cosa, insomma, anche perché abbiamo detto siamo in diretta su Tele Sardegna, insomma, il canale 13, abbiamo questa bella occasione di attraverso Armonias in Viaggio di girare l'isola con le cose preziose, ghiotte per i nostri telespettatori, e quella di stasera è una molto molto importante perché, come vi ho detto, tra l'altro rientra anche nell'ambito di una serie di attività organizzate dall'associazione Amentos e quindi il Sardos Sentimentos che con la presidenza di Mario Zamburro ha organizzato non soltanto questa attività ma tante altre cose sempre nel mondo del canto o comunque del patrimonio culturale della nostra isola. Adesso dunque avremo occasione di coinvolgere tutti e 8 i protagonisti che hanno in qualche modo citato parte della gara con Canto in Re, Nuoresa, Muttos, Gadduresa, Filognana, e adesso naturalmente, visto che dobbiamo mangiare Nanni Pinna, non poteva mancare la corsicana, ovviamente, e addirittura li abbiamo chiamati tutti e 8 insieme, Los Cantadores, e quindi vorrei, se mi aiutate, intanto possiamo ampliare le sedie, sistemare ancora le sedie così si possano accomodare. Entrate pure, qui facciamo proprio cantiere, mettiamo tutto al momento, così possiamo insomma aprire questo appuntamento piacevole con tutti in ordine sparso, ve lo dico: Marco Manca, Emanuele Pira, Storangelo Salis, Tino Bazzoni, Adriano Piredda, Gianni De Nanni, Gian Daniele Calbi, Rittore De Riu. In questo caso ritorna anche Nino Manca, insomma, con la sua chitarra reggi chitarra al completo. Che bella storia anche questa chitarra, Nino. Abbiamo raccontato molte pagine insomma del canto con te, con Daniele Giallara, con Salvatore Carboni, con Marco Luzzo, insomma abbiamo avuto occasione di raccontare tante pagine insomma di questo mondo del canto sardo e abbiamo insomma scoperto molti aneddoti e molti ricordi, perché Nino Manca, oltre ad essere un sensibilissimo chitarrista, è anche una sorta di memoria storica. Lui c'ha proprio dentro di sé un hard disk carichissimo di cose e noi ogni tanto lo scarichiamo con delle informazioni. Visto che c'è anche qualche istante di preparazione, chiedo Franca, non era previsto questo tuo ingresso, però porti il libro, ecco, perché vorrei, no, non c'è bisogno, usiamo l'archetto, vieni Franca, vieni al volo qui con me, così, siccome c'è una bella dedica in apertura di pagina, e quindi vorrei, Massimiliano, se sei tutto a posto con l'archetto di Franca, vorrei che tu lo leggessi. Questa è una dedica che ho voluto scrivere omaggiando Babbo, a Babbo mio Nanni Pinna, suo cantatore. Non si spiusa in questa terra. Con suo primamento di calzonorare, che ha impegnato di sese a mi senzare a cantare. Con me gustavo che tu a torra da brillare, a suone fisarmonica e chitarra coldata, sa memoria tua non ha da essere mai dimenticata. Che in Sardegna mento vado dana, pro essere su rete sa corsicana. Figlia tua Franca, con affetto. Grazie Franca. Grazie. Io ho sempre paura di chiamare Franca perché lei si commuove, si emoziona. Quindi, grazie Franca, a dopo. Allora, abbiamo detto tutto, insomma, corsicana. Poi vediamo anche se riusciamo ad evocare qualche voce che faceva anche Nanni. Insomma, io mi rivolgo a te. Sempre tu, sì, va bene. Allora, insomma, che bella occasione. Aspetta che mi sposto così li vedete tutti, li potete applaudire di nuovo e entriamo nella corsicana.
finale in allegria. Alla Nanni Pinna. Oh, bene, bene. Allora, Francesca, vogliamo consegnare intanto un ricordo, l'abbiamo detto, una pubblicazione di Nanni a ciascuno dei nostri ospiti, così poi pian piano possiamo anche già liberare il palco. No, la fisa la puoi mettere davanti, perché poi qui togliamo praticamente tutto, perché siamo arrivati insomma in qualche modo alla conclusione, al termine di questo appuntamento, per il quale insomma sono molto grato. Ecco, venite tutti, così consegniamo anche agli altri amici che hanno suonato e hanno dato il proprio contributo per questo primo appuntamento così ricco. Vai Francesca, con Toni, con... Ecco, maestro, grazie, Tore Mazzau, professore. Allora, ci siamo, abbiamo consegnato a tutti? E io ce l'ho in anteprima, figurati, l'ho praticamente fregato prima. Allora, intanto, se avete ancora energia per fare un applauso bello per tutti loro, ve lo chiedo veramente. Grazie di cuore, grazie infinite, perché avete dato una bella testimonianza con la musica, con il canto, con la vostra presenza, che era importante. Quindi grazie infinite, potete accomodarvi tutti, così Marco mi aiuta a sistemare il palcoscenico per la chiusura di questo appuntamento. Come detto, insomma, siamo in diretta dal Teatro Comunale Oschirese per questa prima edizione del ricordando Nanni Pinna per il suo primo memorial. E a proposito di questi ricordi, io vorrei mandare in onda, anche perché così nel frattempo che sistemiamo, abbiamo ancora un RVM, lo dico a Nicola, e tra l'altro lo possiamo mandare anche con l'audio pieno, dura 50 secondi, ma è anche questa una piccola testimonianza delle cose che riguardano Nanni Pinna. Mandiamolo in onda. Le tue bellezze, le tue quella d'oro, ucciarella inzuccherata, tante l'ho salutata. Ucciarella inzuccherata, tante l'ho salutata. Anda bene. Aveva 102 anni qua, Nanni Pinna. Allora. Franca, vieni. Siamo arrivati, stiamo atterrando puntualmente, insomma, così come da programma e da scaletta, con molto piacere, insomma, questo appuntamento. Abbiamo parlato molto di tuo padre, che è stato importante per il mondo del canto e per la tua carriera, che a un certo punto, ecco, io l'ho detto prima, però mi piacerebbe sapere, insomma, qual è stato lo spartiacque, qual è stato il momento in cui Franca Pinna decide, insomma, di lasciare il mondo delle gare, che poi ogni tanto ci ritorni sempre con piacere. No, mi pare. Quello è nel DNA. Non si può No, è discutere. indelebile quello, perciò continuo sempre a portare avanti le serate del canto sardo a chitarra, ma anche, appunto, hai detto bene, in un arco di tempo c'è stata una svolta della mia carriera artistica dove tutto cambiava, anche le generazioni volevano ascoltare altri canti. E diciamo che le parole che scrivevo, le poesie le volevo mettere in musica, ma una musica etnopop, non più quella tradizionale, perché anche i giovani avevano cambiato, cioè l'ascolto era ben altro. Beh, anche tu hai cominciato, insomma, ad andare alla ricerca di altre sonorità, ricordo le Launeddas, quindi... Sono stata la prima a inserire, infatti, le Launeddas, il bravissimo maestro Luigi Lai, sì. Allora appunto Valerio Marras, chitarrista, Pietro Madau, Pippino Pippia e Luigi Lai. E poi nell'andare del tempo, con gli anni, ho voluto introdurre anche il violino. Il violino perché era una novità. Si addice abbastanza bene al canto etnopop e avevo portato con me Gianluca
Oddio, momento insomma, di... non importa, vero che sono stati tanti musicisti. Adesso Tanti io musicisti. ti vorrei... A Sarita, Gianluca Sarita. Ecco, ti vorrei salutare i nostri telespettatori con un tuo canto, perché tu, insomma, un canto che ti racconta, S'anima mia canta, da quindi insomma Sì. già il titolo la dice lunga sul contenuto. Questo canto quando è nato? Questo canto è nato nel 2020, quando tutti eravamo un po' tristi. Io invece la mia anima l'ho voluta far cantare, ballare e sognare, ed è un inno alla gioia, perché appunto abbiamo tanta necessità di serenità, e ho provato a scrivere queste 4 righe, dove appunto poi ne è venuta fuori la canzone, che è stata musicata dal bravissimo. E noi le ascolteremo, e sarà anche un po' la sigla di chiusura di questo appuntamento. Infatti quando tu canterai partiranno i titoli di coda. Io voglio solo ringraziare veramente tutti, dall'amministrazione comunale all'associazione Ammentos, a tutti coloro che hanno lavorato per questo progetto. Voglio ringraziare chi ci segue intanto qui in sala, in teatro, ma anche chi ci segue da casa sul 13 di Telesardegna per lo speciale Armonias in Viaggio, che vi aspetta lunedì prossimo. Saremo ancora una volta in giro, d'altronde lo dice anche il titolo della trasmissione, in viaggio. Saremo a Tempio Pausania, al Teatro del Carmine, per raccontarvi ancora per aprire ancora una volta questo scrigno sui canti della nostra tradizione. Quindi grazie a tutti voi, e vi lascio naturalmente in chiusura con Franca Pinna. Ciao a tutti. Abbaito sul sole, pare di intremare, colore sa meno si noio il mappare, e consamente li sto a colorare. S'anima mia mi fa che sognare, colorosa vita di tramonte e mare, abbaito e coloro tutto su chi m'appare, su coro esamente mi fa che ne sognare. S'anima mia mi fa che cantare, e si sul mondo querimo scambiare, comincia due puro a colorare, come cantamos un pare questa melodia mia. S'anima mia cantata, s'anima mia ballata, s'anima mia giocata, s'anima mia sognata. Cambiamo su mondo con uno pinzello, pintiamo su mare, su che lupi il bello, dai serra sosoio, pro a immaginare un arco de gelo, dai terra su mare, stasera più bella, sono sempre stellata, e in buon umore la siamo scambiata, in saria si intende di una melodia, su un suono antico de terra natia, si sa vita che rimo scambiare, comincia due puro a colorare, come cantamos un pare questa melodia
Grazie.